Benessere e cura del proprio corpo per San Silvestro e il Capodanno. Ascoltiamo i consigli di Cinzia Scifo, titolare del centro benessere Seta di Agrigento, al microfono di Gaetano Ravanà. Quali consigli dare per le donne, in particolare per la notte di San Silvestro, dopo che da 3 anni siamo praticamente stati costretti a rimanere a casa? Capodanno in bellezza, ovviamente per riprendere la vita in mano, ricominciare a tenersi in forma, io consiglio ovviamente di stimolare il viso, partendo dal viso infatti, con acido ialuronico e tecnologie avanzate, e per le gambe ovviamente bendaggi freddi o caldi che andranno a stimolare il microcircolo e andranno anche ad aiutare il problema così chiamato cellulite, per noi donne è un dramma. Propositi per il 2023, ovviamente tanta salute per tutti e tanto benessere, al centro benessere Seta ovviamente.